Buonasera, buonasera gentile pubblico di appassionati dell'hockey e ben ritrovati sulla pista Ferrarin di Breganze per questo turno infrasettimanale del campionato nazionale Serie 2 Girone A. È di scena questa sera l'Hockey Breganze e l'Hockey Valdagno, l'ennesimo derby di questo girone. Ce ne sono 5 proprio in programma e è tutto pronto per dare inizio alla partita. Posso già salutare i sostenitori dell'Hockey Breganze che vedono dai teleschermi e quelli dell'Hockey Valdagno per augurare a loro un ottimo incontro, un'ottima partita, un buon sostegno, un buon supporto per i propri benamini in pista. Le squadre, stiamo attendendo le squadre che si accingano ad entrare ancora in pista, è ancora presto, non so se attendiamo quindi l'entrata in pista dei giocatori prima di dare le squadre. Vediamo già sullo sfondo i due arbitri, l'arbitro titolare il signor Cristiano Parolin, coadiuvato al tavolo dal signor Marco Oripoli, arbitro della gara di questa sera. Due formazioni in formissima in questo periodo. Il Breganze, diciamo capolista, non ha mai cessato di non essere in forma fin dall'inizio. Ricordiamo tutte le partite vinte, un solo pareggio, mentre il Valdagno si trova attualmente in quinta posizione con 16 punti, quindi una buona posizione per una squadra fatta di giovanissime promesse che si cimentano per la prima volta in questa serie di A2, quindi un'occasionissima per i giocatori del Valdagno. Logicamente devono fare l'esperienza che serve per poter sia accedere alla serie superiore sia per restare anche in questa. Servono proprio le esperienze e di giocare appunto le partite anche con squadre molto forti, come lo sono tutte del resto di questo girone. Quindi è tutto pronto. Non appena entreranno i giocatori in pista vi daremo le formazioni. C'è qualche ritardo evidentemente. Il pubblico intanto si sta appropinquando agli spalti per seguire l'incontro e noi siamo pronti qui sul canale YouTube First TV in diretta dalla pista Ferrarin con la regia di Marian Monteanu e il commento di Modesto a dare inizio allo scontro di questa sera. Ecco infatti che gli arbitri hanno chiamato i giocatori in pista facendo suonare la sirena e subito risponde il Valdagno, la prima squadra Y Sport Valdagno, di entrare qui in pista. Vediamo, stanno sfilando proprio in questo momento. Attendiamo adesso la squadra di casa, i rossoneri del Veneta Lab Hockey Breganze, pronti al cancelletto in entrata. Vediamo se questa volta non vedo i giocatori, i mini giocatori del mini hockey Breganze, non so se accompagneranno. L'hanno già fatto per 2 incontri, questa volta non ci sono, devono alzarsi presto domattina, quindi l'entrata dei giocatori del Hockey Breganze, eccoli qui. Possiamo quindi dare le formazioni
Possiamo quindi dare le formazioni. Partiamo dal Y Sport Valdagno, che scende in campo con numero 2 Mattia Antoniazzi, il numero 3 Francesco Crocco, con il 4 Marco Tomba, con il numero 6 Alessio Busato, con il numero 7 Mattia Cocco, col numero 8 Davide Piroli, numero 11 Pietro Crosara, con il numero 12 Alessandro Refosco, con il 15 Giulio Checchetto e con il 22 Simone Zordan. Allenatore il signor Dario Rigo. Questa formazione del Valdagno. Ed ora Veneta Lab Hockey Breganze. Numero 1 Marco Todeschini, numero 13 Antonio Tagliapietra, numero 28 Tommaso Battaglin, numero 87 Tommaso Volpe, numero 9 Davide Grazian, con il 14 Posito Facundo, con il 53 Stefano Del Santo, col numero 88 Cristian Costenaro, col numero 27 Giovanni Tagliapietra, col numero 25 Giuseppe Tagliapietra, allenatore il signor Gabriele Tiella. Adesso, come potete sentire nel sottofondo, lo speaker qui della pista sta leggendo le formazioni dei giocatori in campo. Invece noi le abbiamo già dette, aspettiamo che i mister diano le ultime disposizioni e poi potremo dare anche i due quintetti di partenza, come saranno schierati, come decideranno i due mister. Ecco il fischio di inizio della competizione dato dal signor Parolin. Vediamo adesso come si schiereranno in partenza le due formazioni e poi potremo commentare fin dall'inizio proprio la gara. Alla vostra destra sui teleschermi in tenuta blu il Valdagno, mentre alla sinistra abbiamo i rossoneri del Breganze. Vediamo i due schieramenti. Vedo già in porta per il Valdagno Giulio Checchetto, poi c'è con il numero 3 Francesco Crocco, con il numero 4 Marco Tomba, con il numero 12 Refosco e se non vado errato l'ultimo qui davanti a noi con il numero 4, l'abbiamo detto, eccolo qui, col numero 7 Mattia Cocco. Questa è la formazione del Valdagno. Il Breganze scende in pista con il numero 25 Giuseppe Tagliapietra, poi c'è col numero 53 Stefano Del Santo, con il 14 Facundo Posito, con con Tommaso Battaglin con il numero 28 e Giovanni Tagliapietra con il numero 27. E quindi è iniziata la gara, muove palla il Valdagno, subito al tiro Crocco, immediato proprio lo scatto del giocatore a dare inizio alla kermesse e quindi il Breganze in attacco, recuperata la pallina, si porta in avanti, gioca dietro porta, Battaglin insiste, Checchetto gli chiude lo specchio della porta, altra conclusione veloce di Tomba
ripartenza del Breganze, tiro di Stefano Dal Santo, e come esattamente uguale alla partita di sabato, al primo affondo il Breganze passa in vantaggio. Sono passati appena 39 secondi, rete di Dal Santo, un tiro, una bordata micidiale da centropista, aveva già un giocatore sia a destra che a sinistra, ha visto però che aveva lo specchio intero della porta, tutto per lui, non si è fatto sfuggire l'occasione tirando una bordata a fil di palo che ha trafitto Checchetto. Quindi 1-0, sblocca immediatamente la partita. Altra bomba di Facundo Posito, altra bomba, ed è al primo minuto 2-0. Dobbiamo dire che non ci sembrava che il Valdagno fosse partito con la retromarcia. Sta di fatto due azioni del Breganze, due tiri quasi in fotocopia, tutti e due quasi dal centropista, che hanno trafitto Giulio Checchetto. Due bombe, due staffilate dei giocatori del Breganze, difficili da respingere, e comunque altro che sbloccata la partita. Siamo 2-0, come fossero partiti sotto di 2 gol il Valdagno, perché al primo minuto 2 reti per il Breganze, 0 per il Valdagno. Vediamo adesso, assisteremo alla reazione, anche perché da bordo pista vediamo il signor Rigo molto calmo, tranquillo, e sta trasmettendo anche inconsapevolmente un certo disappunto proprio per la partenza dei propri giocatori. Vediamo adesso se entreranno in gara, e sarà più che doveroso da parte del Y Sport, perché i contrattacchi del Breganze hanno fatto veramente male. Conclusione adesso di Battaglin, para questa volta Checchetto, riparte il Valdagno con Mattia Cocco. Adesso abbiamo già visto più di qualche volta che è andato sotto anche di qualche gol il Valdagno, poi è riuscito a recuperare con le trame che riusciva a indirizzare verso la porta dell'avversaria. Vedremo se anche questa volta riuscirà un po' a riportarsi in gara. Evidentemente il colpo a freddo è stato notevole, sono state 2 mazzate micidiali, 2 tiri, 2 gol. È difficile, sarebbe difficile per tutte le squadre. E allora il refosco, Alessandro per Crocco, ancora Alessandro refosco, tocca per Mattia Cocco, si muove molto bene, va a conclusione Marco Tomba. Buonissimo il tiro, Giuseppe Tagliapietra lo vede quasi all'ultimo, riesce a parare. Adesso Facundo, imbeccato mirabilmente dal passaggio di Dal Santo. Posito non si lascia sfuggire l'occasione, e con una doppia finta riesce a perforare la porta. Vedete, si sposta a destra, poi finge e riparte sulla sinistra, insacca. Lo vediamo qui al replay, ma la velocità di esecuzione è stata notevole, difficilissimo anche per il Valdagno. Ha chiamato subito time out coach Rigo, li sta tranquillizzando effettivamente, più che cercare di stimolarli, li sta tranquillizzando. Il time out serve per quello, proprio per tranquillizzare i propri giocatori, trasmettergli quell'esperienza, quella calma, quella tranquillità che serve per affrontare la prima della classe. Logicamente difficile proprio in questo momento, siamo sotto di 3 gol,
solo al terzo minuto. Nessuno se lo poteva aspettare, vista anche l'ultima partita che è riuscito a battere l'Amatori Modena, quindi un Valdagno giusto, bello in palla fino a questo momento, non buono il turno infrasettimanale, per così dire. Allora, vediamo se è questa la vera partenza del Valdagno. Alessandro Refosco va al tiro, rasoterra, chiude Beppe Tagliapietra, ancora palla Mattia Cocco, questa volta molto più decisi i giocatori. Tomba per Crocco, ancora Tomba, va all'esecuzione, tiro, para, due volte Tagliapietra anche sulla ribattuta, riparte il Breganze. Dal Sando opposito, Battaglin muove palla, il Breganze non affonda, mantiene il possesso e giustamente può cambiare, può permettersi di cambiare anche modalità di attacco. Crocco adesso in avanti, tocca per Marco Tomba, non riesce il tiro in presa diretta, per così dire, lo sbuccia un attimino, non arriva in porta. Adesso se ne occupa il Breganze di far girare pallina, chiude molto bene Mattia Cocco sull'esecuzione di Posito. Adesso passaggio di Tomba per Alessandro Refosco, non riesce se non all'ultimo momento, quindi indirizza la pallina dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra. Ancora il Breganze in avanti, scambio fra Battaglin e capitano del Breganze. Dal Santo chiude Alessandro Refosco, ripartenza del Valdagno, la fidata a Crocco, una bordata colossale, riesce però Dal Santo dall'alto della sua esperienza a deviare, non far arrivare la pallina in porta. Aveva caricato una bomba micidiale del resto Crocco, quindi meglio fare la deviazione. Tommaso Battaglin che si libera del giocatore, va a conclusione, para Checchetto, riesce a parare, a sventare l'incursione, tiro di Refosco, para Giuseppe Tagliapietra, ripartenza del Breganze. Tommaso Battaglin perde palla, riparte allora con Crocco, Mattia Cocco. Abbiamo qui Marco Tomba, Alessandro Refosco, girano qui sulla fascia sotto la nostra postazione, vediamo in bocca Mattia Cocco, Tomba che gli ritorna pallina, va a conclusione, para Tagliapietra, riconquista palla il Breganze e Battaglin che si porta dietro alle spalle di Checchetto. Recupera il Valdagno, Crocco, passaggio per Refosco, chiude Giovanni Tagliapietra e con adesso si fa micidiale la stretta del Valdagno anche in ripartenza del Breganze. Altro fallo di squadra del rossonero. Primo cambio, esce con il numero 7 Mattia Cocco, entra, adesso lo vediamo, con il 11, col numero 11 Crosara, Pietro Crosara. Da Crocco Francesco, Crocco per Tomba, chiude benissimo Battaglin che dà all'indietro per Posito, non trova appoggio né davanti né dietro, si era stretta la difesa del Valdagno, ha recuperato molto bene, sta effettivamente iniziando a giocare in questo momento. Crocco che non trova il momento giusto per tirare, allora Crosara per Tomba,
tomba per Alessandro Refosco, che in ribattuta dopo la parata di Giuseppe Tagliapietra, ma vogliamo rivedere meglio l'azione, riesce, la pallina si innalza, riesce a indirizzare verso la porta, è Tomba che va al tiro, para effettivamente Giuseppe Tagliapietra, la pallina si impenna un attimino, arriva vicino a Refosco che la dirige al volo, la dirige verso la porta di Giuseppe Tagliapietra, segnando, facendo rete, la prima rete del Valdagno, rete di Refosco. Alessandro, quando sono trascorsi 7 minuti, l'avevamo già detto effettivamente che il Valdagno aveva cominciato a giocare, stava stringendo i ranghi sia in attacco che in difesa, anche in attacco molto pericoloso in un paio di occasioni, e questa volta è riuscito a sfondare la porta del Breganze. Time out chiamato da Gabriele Tiella, c'è anche qualche cambio, è entrato Cristian Costenaro col numero 88 per il Breganze, mentre per il Valdagno non ci sono cambi, rimangono Crocco, Crosara, Tomba e Refosco. In porta Checchetto, in porta per il Breganze Giuseppe Tagliapietra. Quindi 3-1, partita avvincente. Adesso entrambe le formazioni sono entrate in carburazione, quindi riduce un pochino il risultato il Valdagno, che riparte con Crocco in questo momento per Refosco. Vediamo che stanno giostrando più a centropista. Adesso il Breganze chiude lo spazio, si agganciano in due, adesso è Cristian Costenaro da solo, ha tentato la conclusione, c'è stato veramente non dico un infortunio, si sono agganciati con la stecca Crocco sui patini del proprio compagno, dando l'occasione a Cristian Costenaro di arrivare da solo davanti al portiere, che ha chiuso molto bene. Adesso tiro di Posito, che in doppio palleggio è riuscito a concludere a rete, fuori di pochissimo. Si sta sbizzarrendo l'attacco del Breganze. Adesso il 14 dava a Dal Santo, che non è riuscito a controllare la pallina. Cannonata micidiale di Posito, fa partire la stecca Crosara, recupera palla il Valdagno con Marco Tomba che deve ripiegare alla volta di Crosara. Refosco per Tomba, vediamo se si chiude il triangolo per un non nulla. Recupera palla il Breganze, Giovanni Tagliapietra imposta l'azione, Dal Santo va al tiro, anche se è incespicato su un avversario. Nulla di fatto, ancora Dal Santo per Facundo, un po' troppo lungo il passaggio. Riparte il Valdagno, un 3 contro 2, Refosco, tomba per Crocco, c'è una stecca del Breganze, quindi niente da fare, sfuma l'azione. Cristian Costenaro recupera palla, esce adesso Giovanni Tagliapietra, entra con il 87 Tommaso Volpe, mette il piede in campo in questo momento al 10° del primo tempo. Tiro di Cristian Costenaro, para Giulio Checchetto senza troppa difficoltà, dà l'opzione all'attacco del Valdagno di portarsi avanti. È Crosara che non trova l'appoggio giusto, mantiene la pallina, alla fine viene data a Crocco, che fallo di Dal Santo.
No, onestamente non abbiamo visto, seguivamo l'azione, quindi non abbiamo visto. Comunque il direttore di gara non ha avuto dubbi, fallo per il Breganze, siamo 3-1 come potete vedere, conteggio dei falli. Re Fosco adesso in questo momento per Francesco Crocco che non aggancia, dà la possibilità al Breganze di partire, passaggio troppo lungo per Dal Santo, allora il Valdagno con Crosara all'indietro per Mattia Cocco, cambi volanti adesso, scusate, Marco Tomba, cambi volanti, vedete, entra Antonio Tagliapietra, lo riconosciamo benissimo dal casco, vistoso casco che sfoggia, come abbiamo già detto in altra gara, è l'unico approvato dalla federazione. Ancora Antonio Tagliapietra, alza la pallina, un assist mirabile da Cristian Costenaro, non riesce proprio l'ultimo tocco finale, la conclusione, aveva quasi palleggiato per portarsi davanti a Checchetto. Velocità negli scambi del Breganze. Adesso chiuso Antonio Tagliapietra, perde pallina, la recupera Re Fosco per Crocco. Ancora Re Fosco, gli aveva anche ritornato il passaggio, Crocco non era andato alla triangolazione, quindi sfuma l'occasione per il Y Sport. Allora ancora il Veneta Lab in avanti, Dal Santo avanza per ripiegare, vedete la schema dei rossoneri, devono trovare lo spazio giusto per o la triangolazione o andare a tiro. Stanno mantenendo il possesso, tiro di Volpe, questa volta azzecca proprio la porta, Checchetto deve metterci una mano per bloccare il tiro. Adesso altro cambio, è uscito Alessandro Re Fosco ed è entrato con il numero 6, vediamo, Alessio Busato col numero 6 per il Valdagno. Azione all'angolo di Volpe, poi Antonio Tagliapietra tentava di far pervenire la pallina a Tommaso Volpe sull'altro lato. Deve lavorare adesso in questo momento il Valdagno per andare a conclusione. Ha registrato la difesa mister Tiella, ha registrato molto bene la difesa, fanno fatica ad avvicinarsi alla porta di Giuseppe Tagliapietra. Adesso è Crocco, finta, passaggio, arriva Marco Tomba, chiude bene Dal Santo, riparte Tommaso Volpe per i rossoneri. Chiuso da 3, scarica su il 53 Dal Santo che va al tiro, para Giulio Checchetto, tiro proprio repentino del giocatore, parata altrettanto repentina. Vediamo già un time out pronto a scattare. Busato per il numero 7 che è rientrato, Mattia Cocco non approfitta dello sbilanciamento del portiere del Breganze, forse non si è visto bene, va a conclusione adesso, ma anche un po' deviata, riesce comunque Giuseppe Tagliapietra a ribattere la conclusione. Dal Santo insiste anche Mattia Cocco e gli dà fallo, se non vado errato, sì, fallo per il Valdagno, time out per il Valdagno.
Vediamo i cambi. Formazioni vedono Giuseppe Tagliapietra in porta per il Breganze, poi c'è Dal Santo, Antonio Tagliapietra, Cristian Costenaro e Tommaso Volpe, mentre per il Valdagno Giulio Checchetto in porta, poi c'è Crosara, Busato, Mattia Cocco e Marco Tomba. Ecco, questi sono i quintetti adesso in questo momento. Ci sono stati dei cambi, come abbiamo detto. 9 minuti e 20 alla fine del primo tempo, quindi risultato 3-1 in virtù delle reti segnate da Dal Santo, Posito e per il Breganze, per il Valdagno rete di Alessandro Refosco al 7° minuto del primo tempo. Riparte il gioco. Dal Santo per Antonio Tagliapietra, ha 2 giocatori davanti, non può far altro che appoggiare su Tommaso Volpe. Volpe che scende sulla destra, contrastato da Mattia Cocco, che alla fine ruba palla ad Antonio Tagliapietra, e imposta per il Valdagno con Crosara, Alessio Busato, Mattia Cocco, fa girare pallina il Valdagno, Pietro Crosara ancora non riesce però a trovare lo spazio né per il tiro né per l'affondo. Il Valdagno deve far girare pallina, alla fine chiude molto bene Dal Santo, si porta in avanti, scarica su Antonio Tagliapietra che in velocità stava per entrare, chiuso però da Mattia Cocco che sbaglia l'appoggio a Tomba. Peccato, poteva risolversi in una buona conclusione. Riparte Marco Tomba, se non vado errato. Mattia Cocco adesso per Pietro Crosara. Vediamo il Valdagno, come abbiamo detto, lavora molto sulla fascia centrale della pista. Non facile adesso perforare la difesa dei rossonera. Tiro di Tomba, deviazione di Dal Santo, quindi palla in attacco per il Valdagno. Cambio adesso, esce Marco Tomba, entra con il numero 2, se non vado errato, Mattia Antoniazzi. Tiro di Pietro Crosara, pallina alta, quindi ripartirà la difesa rossonera dal punto dove è scoccato il tiro. Costenaro per Tommaso Volpe, se ne esce Costenaro, rientra Tommaso Battaglin. Volpe porta a spasso un paio di giocatori, alla fine non riesce però a superare Pietro Crosara, che appoggia su Mattia Cocco. Antoniazzi va avanti con il passaggio verso Cocco, che però, attaccato da Antonio Tagliapietra, non riesce ad andare a conclusione. Crosara per Cocco, scambio adesso sulla fascia destra del Valdagno, tenta l'inserimento Antoniazzi, chiude Tommaso Battaglin da Dal Santo. Dal Santo tenta di entrare dalla parte sinistra della porta di Giulio Checchetto, che riesce a intuire e quindi chiude, si oppone. Altro tiro di Dal Santo, para Checchetto,
riparte il Valdagno, è Cocco che deve dare all'indietro per Busato. Giocatori, adesso sbaglia l'appoggio, era anche scivolato, quindi recupera palla il Breganze, la porta in avanti Tommaso Volpe per Battaglin, giro, passaggio ad Antonio Tagliapietra, è quasi difficilissimo sbagliare questo tiro, c'è riuscito comunque, c'è riuscito veramente, bastava proprio appoggiarla, il portiere era messo dall'altra parte. Adesso però è messo in ottima posizione Giulio Checchetto, che ribatte di casco. Altra conclusione del Breganze, nulla da di fatto. È occasione per allungare, non sfumata è evidentemente la posizione di Antonio Tagliapietra, non era messa proprio bene. Entra adesso con il numero 8 Davide Piroli per il Valdagno. Esperienza evidentemente mister Rigo ha bisogno di esperienza questi ultimi 4 minuti, 4-5 minuti, 4:49 per l'esattezza. Si avvale della esperienza del giocatore. Volpe per Antonio Tagliapietra, chiude la difesa del Valdagno, ancora possesso per il Breganze. Dal Santo non verticalizza, ce la fa Volpe per Battaglin che gli ritorna palla, chiude Pietro Crosara, rilancia per Busato, scende sulla destra il Valdagno, cade però non interviene il signor Parolin. Antoniazzi allora recupera palla, Crosara, una discesa senza trovare l'appoggio, Antoniazzi sbaglia su anche il pressing di Antonio Tagliapietra, ben posizionato, gli ruba il tempo utile. Tentativo di tiro di Tommaso Volpe, recupera palla il Valdagno e Marco Tomba, alla fine torna per Davide Piroli per Crosara, tiro di Crosara para Giuseppe Tagliapietra, ripartenza immediata del Breganze. Dal Santo stoppa il controattacco, quindi difesa schierata del Valdagno. Cambio, esce Tommaso Volpe, entra con il 27 Giovanni Tagliapietra. Dal Santo si libera del primo difensore, poi appoggia su Battaglin per Giovanni Tagliapietra che va dietro porta, va al tiro, però Checchetto è ben piazzato sul primo palo. Ripartenza del Valdagno con affidata Alessio Busato, fa partire un tiro accompagnato che sfiora di pochissimo il montante sinistro di Tagliapietra della porta del Breganze. Ottima la ripartenza del Valdagno, non così buona la conclusione finale di un non nulla fuori. Tanto rivediamo le reti della partita. Le 4 reti della partita, 3 del Breganze, 2 come abbiamo detto nel primo minuto di gioco. Ancora la conclusione di Facundo ed infine la rete del Valdagno, segna Refosco, 7° minuto del primo tempo. Allora vediamo un attimo i cambi che sono stati fatti per il Valdagno. C'è Crosara, Piroli, Antoniazzi e Busato, questi 4 esterni. Per il Breganze Dal Santo, Giovanni Tagliapietra, Tommaso Battaglin e Facundo Opposito. 2 minuti e 43 secondi al termine della prima frazione di gioco.
palla ai rossoneri. Muove Battaglin, Dal Santo, Giovanni Tagliapietra sbuccia la pallina, la recupera il Valdagno, c'è Davide Piroli che cercava di innestare il contrattacco del Valdagno. Piroli scende a Antoniazzi, buona l'intesa, non così il tiro che proprio va parallelo alla linea di porta, quindi non riesce a indirizzare bene praticamente. Allora Crosara, tiro, chiude Dal Santo, ancora palla a Busato, altra conclusione accompagnata alta, quindi ripartenza del Breganze. Posito per Battaglin invece poteva passare, va al tiro, chiude Checchetto, sfuma così un'altra occasione. Adesso è Antoniazzi che va al tiro, tentava Crosara di ridargli pallina, però ci sono i pattini di Facundo. Posito a intromettersi e a bloccare l'azione. Allora Battaglin in avanti, Battaglin per Tagliapietra, Giovanni chiude però da far suo Davide Piroli che va a un tiro rasoterra molto lontano. Evidentemente c'era forse la stecca di un giocatore, adesso aggancia Giovanni Tagliapietra involontariamente, l'arbitro gli affibbia solo un fallo di squadra. Palla al Breganze, ultimo minuto di questo primo tempo. È il Breganze che con Battaglin che riesce a andare al tiro, bella l'azione, esecuzione che va fuori di non molto, ma non prende la porta di Checchetto. Allora il Valdagno adesso con Busato, conclusione ribattuta da Battaglin, riparte il Valdagno con Piroli, blocca Tagliapietra, dà a Tommaso Battaglin, ultima azione probabilmente di questo primo tempo. Dal Santo per Posito, contrastato da Piroli, riesce a liberarsi, non del tutto però, deve dare a Dal Santo che va al tiro, deviazione di Antoniazzi, non lo vede il signor Parolin, quindi dà la palla al Valdagno. Pochissimi secondi. Piroli, scade il tempo, termina in questo momento la prima frazione di gioco con il risultato di 3-1 per il Breganze. Avevo tutti appuntamento fra 10 minuti circa.
Or dunque, riprendiamo il commento del secondo tempo di questa partita qui al Pala Ferrarin di Breganze, fra Hockey Breganze e Y Sport Hockey Valdagno. Primo tempo si è concluso con 3 reti per il Breganze e 1 rete solo per il Valdagno, quindi risultato fissato nei primi 25 minuti di gioco, 3-1 per la squadra di casa. Giocatori sono in pista, vediamo i quintetti di partenza dove il Valdagno ha cambiato il portiere, c'è adesso Simone Zordan fra i pali, poi abbiamo Marco Tomba, Alessandro Refosco, Davide Piroli e Francesco Crocco. Questa è la formazione del Valdagno. Per il Breganze c'è Giuseppe Tagliapietra in porta, Stefano Del Santo, Cristian Costenaro, Facundo Posito e Giovanni Tagliapietra. Quindi tutto è pronto, il signor Parolin che dirige l'incontro dà il fischio, muove palla il Breganze ed è subito, si porta in avanti, conclusione volante velocissima di Posito, riparte il Valdagno, Piroli scende sulla destra, prima azione di attacco del Valdagno, vedremo se in questa pausa porterà i frutti, servirà alla concentrazione dei giocatori lanieri. Francesco Crocco, fallo di Cristian Costenaro, aveva tentato di liberarsi per andare al tiro, posizione molto buona, favorevole. Valdagno in avanti, Crocco non va al tiro. Palla adesso al Breganze. Posito per Stefano Del Santo. Muove la pallina sulla fascia centrale, il Breganze viene in avanti adesso, vediamo le prime schermaglie di questa ripresa. Tentava Marco Tomba di rubar palla a Del Santo, non ci riesce, tentativo di tiro, battaglia fra Refosco e Tagliapietra, alla meglio Refosco che imposta per il Valdagno, ma c'è Del Santo che blocca l'azione, dà un po' troppo forte in avanti per Posito. Allora ancora il Valdagno che commette fallo. Muove palla adesso il Breganze, Giovanni Tagliapietra tenta con un pallonetto di servire Posito che trattiene la pallina, gliela ritorna al compagno, fraseggio fra i due, alla fine arriva Cristian Costenaro, non ci pensa due volte, scaglia la pallina in avanti con una deviazione del Valdagno, quindi palla al Breganze. Se ne incarica Giovanni Tagliapietra che adesso dietro porta con Facundo. Sono 2 avanti e 2 al centro, adesso il Breganze ha cambiato lo schema di gioco, l'interpretazione dell'attacco.
Refosco per dare al compagno, scende sulla fascia destra, tenta il passaggio, non trova nessuno. Crocco allora che viene in avanti, gira dietro la porta, tenta di servire Refosco che va al tiro ma non è insidioso per Tagliapietra. Allora recupera palla Del Santo, la dà a Cristian Costenaro. Giallo il signor Parolin si arrabbia sull'uscita del mister Rigo, gli combina il giallo. Infatti erano trascorsi 10 secondi di possesso per uscire dalla porta. Tiro di Piroli, para Tagliapietra. Pericoloso il giocatore, dalla sua esperienza non sbaglia a indirizzare il tiro sulla porta. Adesso attaccato da due, perde palla, esce Costenaro ed imposta l'azione sulla fascia destra, però chiude molto bene Refosco, recupera Marco Tomba, viene in avanti il Valdagno, sa che deve andare a conclusione. Altro tiro di Piroli, questa volta è la difesa del Breganze che blocca la pallina. Giovanni Tagliapietra per Costenaro, Dal Santo, e passaggio di Facundo Opposito per Dal Santo, non riesce a agguantare la pallina, proprio quel tanto che basta, dà l'occasione al Valdagno per ripartire. Tomba si ferma, riporta in avanti, adesso chiude però Tagliapietra con la stecca, gli sfila proprio la pallina, tentava l'imbucata, non gli ha dato spazio il portiere del Breganze. Allora Crocco va alla girata, palla al Breganze, non riesce nei 5 secondi a liberare la propria metà pista e allora affida la pallina al Breganze. Secondo tempo non con un gioco decisivo sia da una parte che dall'altra, non vanno all'affondo. Fallo adesso del Valdagno. 5 pari, perfetta parità nel conteggio dei falli. Costenaro che gira 2 volte, riesce ad andare al tiro, para Simone Zordan, forse la prima conclusione, para anche Giuseppe Tagliapietra sulla staffilata che gli aveva inviato Marco Tomba. Il 4 del Valdagno aveva avuto la possibilità anche di mirare, infatti il tiro è andato a buon fine, però c'era Giuseppe Tagliapietra in porta che si è opposto. Scudo, adesso imposta per il Breganze Dal Santo, Giovanni Tagliapietra, vediamo l'azione del giocatore, altro fallo di squadra del numero 3 del Valdagno. Adesso
Adesso Costenaro se n'è venuto fuori con una battuta un po' troppo pesante. Il signor Parolin non abbiamo sentito, ma evidentemente l'apprezzamento non è stato gradito, si è preso un giallo, quindi ammonizione, prima ammonizione per il giocatore. Contrattacco del schema prefissato fra Posito e Giovanni Tagliapietra, gli ha infilato una pallina in avanti, Giovanni Tagliapietra è andato alla conclusione, tiro adesso di Crocco, parata di Tagliapietra. Bene la controripartenza del Valdagno, tiro adesso di Cristian Costenaro. Si sono un po' sbloccate le formazioni, hanno atteso di carburare al massimo e adesso stanno andando a tiri a ripetizione. E il Valdagno che muove palla con Tomba, scende per Alessandro Refosco, però si oppone Posito che gli ruba pallina e la porta in avanti. Cambio adesso fra le fila del Breganze, entra Tommaso Volpe con il numero 87. Va al tiro da lontanissimo, una deviazione, non abbiamo visto molto bene la deviazione, sta di fatto che la pallina si è insaccata sulla destra del portiere al 7° minuto, una stafilata da oltre metà pista, forse deviazione di Refosco che tentava di ostacolare il tiro e invece ha fatto una deviazione micidiale. Rete del Breganze di Volpe porta a 4 le segnature per la squadra di casa. Scontro adesso fra il portiere e un giocatore del Valdagno, la pallina è affidata alla difesa rossonera. Dal Santo imposta a fondo pista, Giovanni Tagliapietra riesce a liberarsi, però c'è la pallina, danza sia da una parte che dall'altra, alla fine se ne accaparra il Breganze. Giovanni Tagliapietra riesce a darla Dal Santo viene in avanti, tiro, para Simone Zordan, ripartenza del Valdagno con Crocco che non riesce a superare Tagliapietra, ripartenza immediata del Breganze, si ferma, corretto fair play, si ferma il Breganze dando la possibilità di rientrare al numero 3 del Valdagno che era caduto. Giovanni Tagliapietra al tiro, ribattuta di Alessandro Refosco, recupero di Francesco Crocco, chiude Posito, non riesce il passaggio per Tomba che insiste nell'azione, insiste il Valdagno, vuol andare a conclusione. Vediamo adesso Tomba per Refosco, Crocco sulla destra, non ce la fa a superare Giovanni Tagliapietra in 2 contro 1, Volpe dall'indietro per Dal Santo conclusione, esce Simone Zordan e para nella ripartenza, troppo veloce per Marco Tomba, non riesce ad andare al tiro, tanta era la velocità con i pattini. Occasione sventata dal Valdagno, l'occasione che si era creata il Breganze con la possibilità di un tiro proprio
fallo adesso del Breganze, conteggio è sempre in parità 6-6. Esce Francesco Crocco, entra Mattia Cocco, Busato, Refosco esce per Antoniazzi e Davide Piroli. Questo è il quartetto del Valdagno. Invece abbiamo Battaglin, Volpe, Posito e Dal Santo per il Breganze. Mattia Cocco adesso del Valdagno in avanti per Davide Piroli, tenta di liberarsi per il tiro. Antoniazzi muove palla per Cocco, Cocco fa partire una sassata ribattuta da Giuseppe Tagliapietra, recupera palla Volpe preferisce l'azione individuale, però chiuso da due giocatori, la tocca per Battaglin al centro, tiro indirizzato alla volta di Zordan, non esce proprio di pochissimo. Il passaggio di Volpe veramente aveva fatto un assist micidiale per il 28 rossonero, che ha palla in questo momento. Ancora fallo di squadra del Valdagno sull'iniziativa di Dal Santo, che tentava di liberarsi nell'area avversaria. Battaglin adesso per Posito, Dal Santo riesce a liberarsi dall'attacco di Cocco, però recupera palla Antoniazzi, dalla palla a Tomba, tiro di Tomba, parata di Giuseppe Tagliapietra. Non abbiamo capito il fischio. Esce Posito, entra Antonio Tagliapietra per il Breganze. Ecco, tocca la prima pallina della ripresa Antonio Tagliapietra. Abbiamo già girato da questa parte, Antonio dietro porta, dà per Battaglin, Battaglin va al tiro, nulla di fatto, rimane in mezzo alle trame del Valdagno, che riesce a recuperare pallina. Va adesso Davide Piroli a tirare, chiude Antonio Tagliapietra. Adesso tiro per Mattia Cocco, che non rimane un po' sulla stecca. Piroli attaccato da Dal Santo, recupera palla Dal Santo, tenta di partire da solo, non ce la fa, si affida a Tommaso Battaglin, passaggio per Antonio Tagliapietra, riesce Zordan con la stecca già steso al suolo a chiudere lo spazio. Allora bordata di Tomba, para ancora Giuseppe Tagliapietra e butta via la pallina ad Antoniazzi, che stava tentando di tirare. Altro passaggio, tiro di Cocco, parata ed è gol da Cineteca, gol da Cineteca per Antonio Tagliapietra. Siamo contenti per il giocatore, che è riuscito in una verticalizzazione, mi sembra di Dal Santo, a toccare pallina, farla rimbalzare, tirare al volo, ed è Cineteca, eccolo qua, attacca, la fa rimbalzare, colpo sotto ed è gol. Siamo estremamente contenti per il giocatore. Dopo l'infortunio subito aveva bisogno di questa rete per ritrovarsi completamente, non che ce ne fosse bisogno, perché veramente ha sempre dato il massimo il giocatore, ma questa rete senz'altro lo conforterà in maniera da aver trovato la forma che nell'infortunio aveva sicuramente perso a seguito dello stop. È
bellissimo il passaggio, un passaggio a centropista micidiale, verticalizzazione di Dal Santo. Solo i giocatori di esperienza riescono a vedere queste trame, e poi esecuzione micidiale di Antonio Tagliapietra. Riprende il gioco Valdagno, colpito ma non affondato, siamo sul 5-1 certamente, ma il gioco adesso di Tomba, una conclusione micidiale di poco a lato, altro tuffo di Tagliapietra su tiro di Crosara, e adesso passaggio per Antonio Tagliapietra scatenato a seguito del gol fatto. Tommaso Battaglin passa a Volpe per Antonio Tagliapietra, dall'indietro per Dal Santo, e mantiene il possesso della palla fino all'ultimo il Breganze. Tiro di Volpe da lontano, para Zordan, riparte il Valdagno già in attacco dietro porta con Mattia Cocco, vediamo dove riuscirà a passare la pallina per Marco Tomba, non trova lo spazio, deve ripiegare su Pietro Crosara che viene in avanti, trova lo spazio giusto, non se la sente di tirare, dà a Mattia Cocco che comunque Giuseppe Tagliapietra riesce a parare. Adesso eccesso di foga per il giocatore del Valdagno, che va a sbattere al suolo Antonio Tagliapietra, che non ne ha di certo bisogno. E la foga sicuramente dei giocatori. Siamo all'ultimo quarto, il quarto finale del tempo, già passato da almeno quasi 2 minuti e mezzo. Ancora uno stop diciamo irregolare da parte del Valdagno, che non riusciva a fermare Tommaso Battaglin. Passaggio Battaglin-Volpe che va al tiro immediato. Attenzione perché si è accesa la luce rossa sulla panchina del Valdagno. Adesso Antoniazzi tentava di superare dall'interno, superare Tagliapietra, che non si è fatto irretire, è rimasto concentrato, ha capito l'idea dell'attaccante del Valdagno, si è portato sulla destra chiudendo lo spazio, quindi nulla di fatto fino a questo momento per le conclusioni del Valdagno in questa ripresa. Adesso Volpe aveva dato una buona pallina a Battaglino, un attimo che si era spostato, altro tiro del Tomba, che è parato da Giuseppe Tagliapietra, poi aveva commesso fallo, gioco pericoloso più che altro. Time out chiamato da mister Tiella, era già ripartito il contrattacco del Breganze, però ecco adesso la visione di tutti i gol, ma vogliamo rivedere sicuramente tutti belli, tutti entusiasmanti, ma dobbiamo rivedere proprio l'ultimo micidiale a fondo del Breganze, che si è portato sul 5-1. Questa è la rete del Valdagno, siamo ancora nel primo tempo. Secondo tempo Volpe da lontano, deviazione, si insacca sulla destra, e poi questa chicca, questo diciamo coniglietto tirato fuori dal cilindro da Antonio Tagliapietra. Non mi sembra ci siano stati cambi,
stavamo dicendo che si è accesa la spia rossa sulla zona del Valdagno, quindi sulla F dei falli siamo a 9. Dovrà stare molto attento il Valdagno a non eccedere nella foga. Adesso fa tanto movimento, recupera però palla Marco Tomba che va a tiro, questa volta si insacca e ci ha provato, è la quarta volta che prova, proprio ha fatto la finta al giocatore, ha proprio una zona precisa, centropista, vedete, fa la finta e fa partire un tiro imparabile, troppo forte, troppo veloce anche per Giuseppe Tagliapietra, non riesce, proprio a fil di palo a meno 8 minuti dalla fine della partita, seconda rete del Valdagno, e però decimo fallo. Punizione per il Breganze, tiro diretto affidato al numero 28 Tommaso Battaglin, che si incaricherà dell'esecuzione. Dal dischetto dei 7 metri. Stanno commentando sulla pallina, sembra che sia rotta, quindi cambio palla, dovrà tirare, dovrà fare l'esecuzione con pallina fredda. Vediamo 28 rossonero, muove palla, si sposta dapprima da una parte poi dall'altra. Simone Zordan riesce a sventare con la stecca, riesce a sventare la conclusione che voleva spostare sulla sua destra, niente da fare. Ottima l'interpretazione del portiere del Valdagno. Adesso Battaglin che insiste, ancora Zordan in parata, si oppone, non dà spazio al 28, dice no, mi dispiace, non vorrei che tu facessi gol. Ecco in avanti il Breganze con Tommaso Volpe, triangolazione con Battaglin, Dal Santo, Antonio Tagliapietra adesso perde pallina, Marco Tomba per Antoniazzi tentava di ritornare palla a Tomba, si chiude fra la stecca di Dal Santo e di Giuseppe Tagliapietra, quindi niente da fare, non passa l'assist per così dire. Altra conclusione di Tomba, fuori questa volta. Dobbiamo dire che il giocatore è dotato di un tiro veramente micidiale, tentativo di passaggio, Antoniazzi ha abusato, è entrato in questo momento, agguanta Crosara, invece la pallina si porta in avanti, passaggio all'indietro per Antoniazzi che non riesce a tirare. Si lamentano i giocatori del Valdagno. Antoniazzi cade sull'attacco di Dal Santo,
Adesso time out, chiama time out Tiella, coach Tiella chiama time out, dovrà cambiare qualche giocatore, certamente cambia, entra Giovanni Tagliapietra, Cristian Costenaro, Facundo Posito e Stefano Dal Santo, questi giocatori con in porta il 25 Giuseppe Tagliapietra. Vedete che sta richiamando Tiella i suoi giocatori, mancano 5 minuti e 55, con un risultato di 5-2 non vale la pena di andare a scontrarsi con i giocatori avversari, che sono in pista con Simone Zordan in porta, poi abbiamo Alessio Busato, Pietro Crosara, Alessandro Refosco e Mattia Antoniazzi. Questa formazione per questi 5 minuti finali. È il Breganze che viene in avanti, Giovanni Tagliapietra per Posito, stanno portando su il gioco. Costenaro per Dal Santo, ancora in avanti per Posito, gioco molto largo del Breganze. Adesso interrompe Refosco, ma interrompe anche Dal Santo che recupera la pallina, la tira su, la agguanta Alessio Busato ed imposta per il Valdagno, che però è chiuso da quella parte, deve ripartire con Crosara. Busato, parecchio movimento anche del Valdagno. Adesso tiro di Alessandro Refosco che arriva a 2 metri da Giuseppe Tagliapietra, gli dà un affondo micidiale, non riesce a superarlo. Piazzatissimo il 25 rossonero. Cristian Costenaro perde pallina per l'attacco di Antoniazzi. Scende Busato, tiro, chiude Tagliapietra, recupera palla Posito. Posito viene su, tocca per Dal Santo indirizza per Giovanni Tagliapietra. Questa volta interviene Simone Zordan che para. Aveva evidentemente intuito che il 53 del Breganze non sarebbe andato a tiro, ma ad un passaggio si è spostato quel tanto che basta per chiudere lo specchio della porta, ma insiste il Breganze. Costenaro non ce la fa a girarsi, deve dare all'indietro. Posito viene su, viene in avanti, deve dare a Giovanni Tagliapietra, gli chiude lo spazio Simone Zordan e allora è il Valdagno in possesso della pallina. Valdagno che viene in avanti con Crosara, riesce ad andare al tiro un po' altino sopra la traversa. Signor Parolin non interrompe il gioco. E allora il Valdagno ancora in avanti, tiro di Crosara, rasoterra molto pericoloso, chiude con la stecca il portiere del Breganze, riparte Costenaro, fallo adesso di Antoniazzi, non aspetta neanche che il signor Parolin estraga il blu, se ne va già fuori, aveva già capito. Non mi è sembrato un fallo intenzionale, per così dire. Scontro farà pattini, sta di fatto che è riuscito a far volare Costenaro, che non è poco. Ancora si deterge il casco
la visiera e Simone Zordan, mentre Posito è già pronto sul dischetto del tiro diretto. Vediamo l'esecuzione. Fischio, muove palla a Posito, ci porta in avanti ed insacca, stende Simone Zordan, lo stende, si porta sulla sua sinistra e sigla la sesta rete, trafiggendolo dopo che l'aveva fatto stendere al suolo. Riuscito a non farsi sottrarre la pallina, quindi rete di Posito, perfetta l'esecuzione. E 6-2 per il Breganze. Costenaro adesso in avanti. Vediamo fallo del Breganze, palla al Valdagno, ultime occasioni per andare a conclusione da parte delle due squadre. Sono rimasti 2 minuti di gioco. Refosco gira dietro la porta, poi dà all'indietro per Crosara al tiro, para, sventa Tagliapietra. Posito per Costenaro, che riesce a mantenersi e andare in avanti sul passaggio di Giovanni Tagliapietra. Passaggio per Mattia Cocco, che scende dietro la porta, contrastato da Giovanni Tagliapietra. Insiste il Valdagno con Alessio Busato, poi Refosco si ferma, non trova spazi il Valdagno, allora continua ad affondare sulla fascia destra. Non trova la conclusione Refosco. Tiro adesso di Mattia Cocco proprio alla disperata, perché era scaduto il tempo del possesso. Siamo ai 30 secondi finali della partita. È il Breganze che ha la pallina. Tocco Giovanni Tagliapietra, evidentemente anche i giocatori del Valdagno non sono più così decisi in questi secondi finali. Tentativo di servire Costenaro in posizione molto favorevole. Allora Mattia Cocco però chiude molto bene Dal Santo. Riparte il Breganze, Dal Santo, tiro rasoterra, fuori di pochissimo. Riprende Cocco, 2 minuti finali, si ferma il Valdagno, accetta la sconfitta qui contro il Breganze. Una partita molto bella, molto accesa, ben giocata da entrambe le formazioni. Ha riso la vittoria alla squadra di casa Hockey Breganze, che con un risultato di 6-2, 3 reti nel primo tempo, 3 nel secondo tempo, è riuscito a piegare la resistenza del Valdagno, che è riuscito comunque 2 reti, una nel primo tempo e una nel secondo tempo, a superare, a sfondare la rete di Giuseppe Tagliapietra. Con questo risultato, con il saluto in campo fra gli atleti, noi vi diamo appuntamento alla prossima gara qui dal Pala Ferrarin di Breganze.
A voi tutti una buona continuazione della settimana e un arrivederci a presto.